Aldo Cardo, qui vicino a me, lo conoscete tutti, è ben conosciuto non solo qui a Cagliari, in Sardegna, è conosciuto direi a un livello nazionale, cioè non di meno voglio dirvi lui che è professore ordinario di storia contemporanea e presidente della Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto, che è appunto la promotrice dell'iniziativa della traduzione in lingua sarda del nostro calendario. È presidente della Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi, è presidente del Comitato Sardo Celebrazione Grandi Eventi ed è commentatore al merito della Repubblica. Prego, professore. Andiamo a parlare in piedi. Tanto il microfono è alto, io sono basso, quindi ci tocchiamo. Quando prima Maurizio ha fatto cenno al dibattito che è in corso al Consiglio regionale, ci siamo dati un'occhiata, uno sguardo con Giuseppe De Sena, che è l'assessore regionale della Pubblica Istruzione. Perché, vedete, questa della lingua è una questione estremamente delicata, estremamente complessa, che va affrontata con misura, con equilibrio e che va affrontata sapendo bene che una lingua non è un corpo a sé stante, un qualcosa su cui si può intervenire usando e disusando come ci pare la lingua, ma è un po' più complessa, intanto in quanto essa è legata strettamente a una comunità e l'espressione della comunità è costruita dalla comunità e costruisce la comunità, in quanto è l'elemento fondamentale attorno al quale poi si vengono a costruire quelli che un autore sardo che a lui è molto caro, che non cito ora, chiamava gli standard morali ed intellettuali di una popolazione. Questo è il punto delicato, questo è il punto importante. Quando, lo sapete tutti questo, quando dopo l'unità si è posto il problema della lingua italiana, si è posto il problema cioè di costruire questo poderoso strumento in un paese dove la gran parte non parlava italiano, come evidente, noi ci siamo trovati di fronte a due posizioni diverse, due posizioni autorevoli, due posizioni importanti. Una è la posizione di Manzoni, al quale venne affidato in modo ufficiale questo incarico in sostanza, e il quale previde un certo tipo di intervento che era un intervento organico, strutturale, ordinato, programmato dall'alto. Fu un lavoro grosso, un lavoro ponderoso, cui contrappose 30 paginette, ma 30 paginette di saggezza e di acutezza, e non è che Manzoni fosse privo di saggezza e di acutezza naturalmente, e uno studioso che è meno noto, meno conosciuto, che è grazie a Dio Isaia Ascoli, il quale diceva un'altra cosa, diceva cioè che il cammino, la costruzione di una lingua è un processo che avviene in modo complicato e che avviene dall'alto e dal basso, che avviene insieme, ma che ha il suo fondamento nella comunità, in un popolo, nei valori, nella cultura, nelle tradizioni, nei modi di pensare, che nella lingua riescono ad esprimersi e riescono a manifestare. Stamattina ci sono stata una bella chiacchierata con Luciano al telefono a proposito proprio della frase di Papa Francesco, che poi confluiscono nella lingua, nella parlata, come elemento di saggezza. Vi ricordate che l'anno scorso io vi ho raccontato qui l'episodio che a me è sempre stato, mi ha sempre continuamente colpito, diciamo, del mio professore di storia
e filosofia, un grande professore di storia e filosofia, non come quello che hai avuto tu a Lancino, un grande professore di storia e filosofia che è figlio di un terziario francescano che universitario perde la fede, il padre gli parla, fa teologia, fa discorsi, fa mille considerazioni, e la mamma con una frase in sardo semplice, condensa, ecco la saggezza, la sapienza, che non è l'erudizione, che non è l'accademismo, che non è tutte queste cose, che dice semplicemente, e non può che dirlo in sardo, si deequilibrerà e dovrà. È tutto lì, quanta saggezza c'è da dietro. Sullo sfondo di questo tema della lingua, sullo sfondo c'è una serie di problemi molto importanti. C'è, per quanto attiene alla nostra comunità isolana, c'è un discorso complicato, complesso, che riguarda la costruzione, come dire, politica di questa comunità, il peso di questa comunità e la capacità di essere comunità. In Sardegna abbiamo tante parlate. C'è stato un tentativo, c'è stata una proposta. Tu sai, Giuseppe, che io su questa cosa ebbi a suo tempo uno scontro con l'allora Presidente della Regione. Perché non è che sia scritto da nessuna parte che non si possa costruire una lingua dei saggi come lingua comune. Ma io credo che questo non sia saggio. E c'è una discussione su questo, naturalmente non ci può che essere una discussione, ma è inaccettabile che ci possa essere una scelta di carattere burocratico dirigista su questo tema. Questi sono temi delicati, sono temi importanti su cui vale la pena di riflettere. E vedete, lingua e costruzione anche di valori. Ma tu puoi pensare di costruire valori nuovi, forti, operando, che so io, faccio un'ipotesi che tanto ipotesi non è, con una circolare che mandi dicendo di seguire certe regole piuttosto che altre regole. È un tema difficile, un tema complicato questo. Certo, e sapete a che cosa mi sto riferendo, non è il caso che sia. Certo che se io vado a leggere autori che sulla lingua hanno dedicato che alla lingua hanno dedicato grande attenzione. Cito sempre Gramsci, l'ultimo scritto di Gramsci, quaderno 29 1935, è su questo tema, affronta questo tema e dice queste cose. Lo scritto famoso che inizia con una citazione da Benedetto Croce, questa tavola rotonda è quadrata. E via, dicendo tutta una serie di cose su questo. Ma non vogliamo citare Croce. È considerato la natura del tema a cui ho fatto cenno, sul quale non sono voluto entrare. Vogliamo toccare? Prendiamo Simone Weil, poco nota, poco conosciuta, grandissima, forse il filosofo più grande del Novecento, dal mio punto di vista, e dico il filosofo, perché se dicessi la filosofa, ne ridurrei l'importanza e ne ridurrei il ruolo, la quale il cratere dell'Iliade lo traduce per sé medesima, che donna era in crateros, femminile e maschile. Molto interessante, molto ricco di suggestivo. Ecco, noi con questo calendario cogliamo l'occasione di porre una serie di temi. Dicevo prima
al generale Trulio che l'intenzione nostra, se i miei consiglieri d'amministrazione poi saranno d'accordo, ti vedo due qui, ma siamo sempre molto in sintonia perché sono molto bravi. Io credo che siamo giunti al punto, e ne parlavo stamattina con Luciano, siamo giunti al punto che noi tutte queste cose, le cose bellissime che ha scritto Luciano in questi anni, le cose che ha scritto Maurizio, cioè, le mettiamo tutte assieme perché questo io credo possa essere un contributo serio ad un dibattito, insisto su questo Giuseppe, che non può essere di tipo burocratico, che deve essere proprio di sostanza, di forza, di politica, deve essere di inclusione. Questo è un tema che va avanti se non si delimitano rigidi settori di competenza burocratica, ma se si include. E nella nostra comunità ci sono tante energie e tante forze molto positive da questo punto di vista. Quindi io credo che noi dobbiamo procedere in questa direzione. Lo dico qui, voglio chiudere rapidamente perché lo dico in quest'aula nella quale io torno sempre con un po' di commozione, perché il primo intervento, quando è stata inaugurata quest'aula, sono stato il primo a parlare in quest'aula, abbiamo fatto assieme tante cose belle, abbiamo fatto assieme 2 libri belli sui carabinieri in Sardegna, che sono anche importanti, perché soprattutto il libro fatto da Garnieri, Mio Diego, è il primo pionieristico tentativo di camminare nella costruzione della storia dei carabinieri. Io mi sento qui a casa mia, è un momento questo che avverto come molto importante, perché è una tessera forte, una tessera che è sicura, che sappiamo che c'è e che ci sarà per anni ed anni davanti, per la costruzione di un tessuto di comunità in cui l'Arma dei Carabinieri è elemento forte, elemento di riferimento, elemento di sprone per andare avanti negli anni a venire. Grazie. Io vorrei ringraziare davvero di cuore i conferenzieri, il professor Carta e il professor Virvis per le cose estremamente interessanti che ci hanno fatto ascoltare, e un ringraziamento davvero particolare al professor Accardo, che davvero è non solo uno degli ispiratori originali, ma davvero è un po' l'anima di questo calendario, è quello che è una tra le persone che più fortemente vuole perpetuare questa tradizione, e opinione in questo sostenuto assolutamente dall'Arma dei Carabinieri, perché abbiamo visto in sintesi che questo calendario è un po' una celebrazione del forte spirito identitario dei sardi, attraverso l'espressione della loro lingua, ed è davvero una cosa importante cui ci piace come carabinieri collaborare. La lingua davvero rappresenta lo spirito identitario di un popolo, di una comunità. E ringrazio davvero i nostri ospiti, i nostri conferenzieri per quanto hanno realizzato. Parlando di identità, parlando di comunità, io vorrei adesso ancora qualche minuto della vostra attenzione, perché abbiamo pensato di unire a questo evento, a questa manifestazione, anche la consegna di alcuni riconoscimenti ad alcuni dei nostri militari che si sono particolarmente distinti in attività di servizio. Vorrei cogliere questa occasione, perché ci sono tante autorità, rappresentanti delle istituzioni, per farlo appunto in un'occasione pubblica, perché insieme all'identità della comunità la comunità è esattamente l'oggetto principale dei nostri interessi, il centro di gravità della nostra attività, preservare le comunità in tutti i loro aspetti, e soprattutto abbiamo il piacere, quando possiamo, di presentare all'attenzione della comunità qualcuno dei nostri militari
che ha ben operato, che ha fatto particolarmente bene il proprio mestiere, perché avere l'apprezzamento della nostra comunità di riferimento è per noi un motivo di ulteriore spinta motivazionale. Come sapete, la motivazione è alla base di ogni attività istituzionale. Bisogna farla in maniera, le attività istituzionali bisogna svolgerle con la motivazione giusta. Ecco perché chiediamo ancora qualche minuto della vostra attenzione per fare questa consegna. Grazie di cuore intanto.